titolo Semi di speranza mi fa pensare che la pace, la speranza oggi non è realizzata, ha bisogno di seminagione. Noi siamo quelli che siamo chiamati a seminare, poi siamo certi il Signore farà crescere, qualcun altro raccoglierà. Buona serata a tutti. Polizia e della città dell'uomo, buonasera e benvenuti al concerto Semi di speranza, organizzato in occasione della Festa della Pace 2026. L'Azione Cattolica ogni anno, nel mese di gennaio, riflette sul valore e sul significato della pace, avendo come punto di partenza il messaggio, quest'anno del Papa Leone XIV, dal titolo La pace è un cammino e Dio cammina con voi. Il concerto di questa sera rappresenta la prima tappa della festa organizzata quest'anno, che si concluderà domani a partire dalle 15:45 presso la sala civica del Comune di Cormons e presso il Ricreatorio di Cormons. Vogliamo ricordare che le offerte raccolte questa sera su indicazione dell'Azione Cattolica Nazionale sono destinate al progetto Una carezza per la Terra Santa, per garantire cure mediche e assistenza sanitaria a oltre 1500 famiglie ogni mese, assicurare il diritto allo studio a più di 3500 bambini nelle scuole della custodia e infine a sostenere i frati francescani della custodia per mantenere aperti ed accoglienti i luoghi di fede in Terra Santa. La serata di questa sera, Semi di speranza, sarà animata dal coro polifonico di Capriva, diretto dalla maestra Lorella Grion e accompagnato al piano dal maestro Leonardo Di Pierro, e dal gruppo di lettura espressiva Città dell'Uomo, coordinato da Daniela Antonioli. La serata ci permetterà di meditare sul valore della speranza e della pace, attraverso una serie di brani che ascolteremo e i canti che sono stati abbinati agli stessi. Enzo Bianchi denuncia la difficoltà di essere profeta di pace ed invoca da Dio la rude vocazione del profeta, forgiata da un impegno difficile in cui promuovere la pace significa toccare Dio. Il canto Aprite le porte a Cristo di Frisina è un inno a San Giovanni Paolo II, testimone di fede e di speranza, con l'invito per tutti a seguire il suo esempio nell'essere senza paura per testimoniare in maniera concreta il nostro amore a Cristo. Con Khalil Gibran, scrittore e poeta libanese, la nostra anima si fa scrigno e dimora per accogliere la bellezza e la sofferenza del prossimo. Il canto Ascolta Maria di Marco Maiero ci permette di rivolgerci a Maria come carezza di Dio per superare le nostre incertezze e i tempi bui che stiamo vivendo. Al centro poniamo speranza, tratto dal Portico del Mistero della Seconda Virtù di Charles Péguy, in cui viene sottolineato come l'autore abbia fatto speranza perché tutti possiamo collaborare alla salvezza. La preghiera di San Francesco, canto composto da Allen Pont, è una splendida e melodiosa armonia in cui si chiede come poter diventare uno strumento di pace con l'aiuto del Signore. Emily Dickinson ci consegna l'immagine della speranza come un essere piumato che canta nell'anima senza interrompersi, offrendo conforto gratuito anche nelle tempeste più violente. Il brano Pacem in Terris, composto da Frisina, è stato dedicato a San Giovanni XXIII, il Papa Buono, dopo la pubblicazione dell'enciclica Pacem in Terris.
Questo documento è un monumento alla dignità umana e ai diritti di ogni persona, con l'intento di far capire quanto sia importante il mantenimento della pace nel mondo. David Maria Turoldo ci esorta a correre per le strade e a svelare il segreto che l'amore vincerà l'oblio e la vita sconfiggerà la morte. L'ultimo canto che vi proponiamo è l'inno del Giubileo, appena concluso, Pellegrini di Speranza, di Sequeri Meneghello. Dalla musica e dall'intreccio vocale si riconosce la voglia di essere dei veri e propri pellegrini della speranza, con la fede di ogni lingua e popolo. I pellegrini trovano la luce nella parola di Dio e nella sua accoglienza. Il pellegrino di speranza è colui che crede in Dio, nella terra che potrà rigenerarsi e rinnovarsi sotto il mantello dello Spirito Santo e saprà ritrovare la via maestra guardando il Figlio che si è fatto uomo. Accogliamo adesso con un applauso il coro polifonico, ma vi chiediamo di applaudire solo alla fine della serata. Grazie. Aiutaci ad essere profeti. Quanto è difficile essere profeta della pace. Se alzo il dito verso un futuro gonfio di speranze, i realisti mi trattano da idealista, e se lo abbasso sul presente affranto da sconfitte, gli utopisti mi tacciano di disfattismo. Signore, donami il coraggio di accettare solo da te la ruda vocazione di profeta e di essere ogni volta un perdente tra gli uomini. Quanto è difficile essere pedagogo della pace. In mezzo alle tortuosità di un cammino scosceso, come far capire che un male minore, anche se tollerato, rimane un male e che bisogna far di tutto per allontanarsi dall'orlo dell'abisso in cui a ogni istante l'umanità rischia di precipitare. Signore, donami l'abilità di spiegare chiaramente che la pace non è così semplice come se l'immagina il cuore, ma è più semplice di come stabilisce la ragione. Quanto è difficile accogliere l'Evangelo della pace. Da qualunque parte ci si trovi, all'ovest come all'est. In una giungla di belve con missili per dentatura, come far capire che perdere l'anima è ancor più pericoloso che lasciarci la pelle? Signore, donami la forza di aiutare tutti quelli che attingono alla linfa delle beatitudini per spezzare l'assurda logica e l'infernale spirale della violenza. Signore, tutti questi tiri incrociati sulla pace non mi fanno paura, non mi scoraggiano. Al contrario, mi rivelano che il minimo strappo alla tunica della pace fa gridare l'uomo. Toccare la pace è più che toccare un problema, è ancor più che toccare l'uomo, è toccare Dio.
Signore, insegnaci a vincere la pace. del mio cuore una dimora per la tua bellezza, del mio petto un sepolcro per le tue pene. Ti amerò come le praterie amano la primavera e vivrò in te la vita di un fiore sotto i raggi del sole. Canterò il tuo nome come la valle canta l'eco delle campane, ascolterò il linguaggio della tua anima come la spiaggia ascolta la storia delle onde.
Speranza dal portico del mistero della seconda virtù. La fede non mi stupisce, non è stupefacente. Risplendo talmente nella mia creazione, nel sole, nella luna, nelle stelle, in tutte le mie creature. La carità va da sé. Per amare il prossimo c'è solo da lasciarsi andare, c'è solo da guardare una simile desolazione. Per non amare il prossimo bisognerebbe farsi violenza, torturarsi, tormentarsi, farsi male, riprendersi. La carità è tutta naturale, tutta zampillante, tutta semplice, tutta la buona. È il primo movimento del cuore, è il primo movimento che è quello buono. Per non amare il prossimo, bambina, bisognerebbe tapparsi gli occhi e gli orecchi a tante grida di desolazione. Ma la speranza, dice Dio, ecco quello che mi stupisce. Questo è stupefacente, che quei poveri figli vedano come vanno le cose e che credano che andrà meglio domattina. Questo è stupefacente ed è proprio la più grande meraviglia della nostra grazia. E io stesso ne sono stupito. Perché le mie tre virtù, dice Dio, le tre virtù mie creature, sono esse stesse come le mie altre creature della razza degli uomini. La fede è una sposa fedele, la carità è una madre, la speranza è una bambina da nulla che è venuta al mondo il giorno di Natale dell'anno scorso, che gioca ancora con Babbo Gennaio. Eppure è questa bambina che attraverserà i mondi, questa bambina da nulla, lei sola, portando le altre, che attraverserà i mondi compiuti. Come la stella ha guidato i tre re fin dal fondo dell'Oriente verso la culla di mio figlio, così una fiamma tremante, lei sola guiderà le virtù e i mondi. Una fiamma bucherà le tenebre eterne. La piccola speranza avanza tra le sue due sorelle grandi e non si nota neanche, e non si fa attenzione. Il popolo cristiano non fa attenzione che alle due sorelle grandi, la prima e l'ultima, e non vede quasi quella che è in mezzo, la piccola, quella che va ancora a scuola e che cammina persa nelle conne delle sue sorelle. Il popolo cristiano crede volentieri che siano le due grandi che tirino la piccola per la mano, in mezzo tra loro due, per farle fare quella strada accidentata della salvezza. Ciechi che sono, che non vedono invece che è lei nel mezzo che si tira dietro le sue sorelle grandi e che senza di lei loro non sarebbero nulla, se non due donne già anziane, due donne di una certa età, sciupate dalla vita. E lei, quella piccina che trascina tutto, perché la fede non vede che quello che è, e lei vede quello che sarà. La carità non ama che quello che è, e lei ama quello che sarà. Dio ci ha fatto speranza, ha cominciato, ha sperato che l'ultimo dei peccatori, che il più infimo dei peccatori lavorasse almeno un po' alla sua salvezza, che se ne sarebbe occupato un po'. Lui ha sperato in noi, sarà detto che noi non spereremo in Lui. Dio ci ha affidato suo figlio, ahimè. Dio ci ha affidato la nostra salvezza, la cura della nostra salvezza. Ha fatto dipendere da noi e suo figlio la nostra salvezza e anche la sua speranza stessa. E noi non riporremo la nostra speranza in Lui?
speranza. La speranza è un essere piumato che si posa sull'anima, canta melodie senza parole e non finisce mai. La brezza ne diffonde l'armonia e solo una tempesta violentissima potrebbe sconcertare l'uccellino che ha consolato tanti. L'ho ascoltato nella terra più fredda e sui più strani mari, eppure nella necessità ha chiesto mai una briciola a me. Sulle tracce della speranza. Voi che credete, voi che sperate, correte su tutte le strade, le piazze, a svelare il grande segreto. Andate a dire ai quattro venti che la notte passa, che tutto ha un senso, che le guerre finiscono, che la storia ha uno sbocco, che l'amore alla fine vincerà l'oblio e la vita sconfiggerà la morte. Voi che l'avete intuito per grazia, continuate il cammino, spargete la vostra gioia e continuate a dire che la speranza non ha confini.
riflessione che spero ci doni speranza anche nella vita di ogni giorno, nelle piccole cose, nelle piccole delusioni di ogni giorno. Ringraziamo la parrocchia di Capriva e Don Maurizio per l'ospitalità, la presidenza diocesana per aver voluto che si svolgesse qui questo momento e per aver organizzato questo bel momento di riflessione. Ovviamente gli assistenti dell'Azione Cattolica che sono presenti, il Comune di Capriva, il sindaco Daniele Sergon e la vice sindaco Sabina Cappello, ovviamente il coro polifonico, il presidente del coro polifonico e la maestra Lorella Rion e il gruppo di lettura espressiva Città dell'Uomo, la sua coordinatrice Daniela Antonioli e la preparatrice Daniela Zorzini. Un attimo Lorella e Daniela, se possono salire un momento. Un piccolo presente per voi, ovviamente. Anche il gruppo polifonico vuole lasciare qualche omaggio per questa bella serata. Grazie. Chiediamo al presidente Paolo Cappelli di salire. Sicuramente Barbara. Per ogni lettore verrà dato un CD del nostro coro. A nome del gruppo di lettura espressiva ringraziamo veramente per questo invito, per questa bella serata, per questo momento conviviale che vuole essere per tutti motivo di speranza e anche un motivo per riscaldare un po' i cuori e guardare meglio al futuro. Grazie veramente di questo invito, grazie di questa serata. Se il sindaco vuole dire due parole. Dopo. No, solo per ringraziare nuovamente tutti che abbiamo avuto la possibilità e l'occasione di questa serata e di applaudire in questa fine serata tutti coloro che si sono spesi per questo momento. L'unica riflessione che mi viene da fare è che sia questo momento appunto di speranza, nella vera speranza verso la pace, perché è sempre più difficile, ma non voglio adesso finirla con un tono magari di amareggiato, però la verità la vediamo quotidianamente, quindi che anche questi momenti che nascono dalle comunità piccole, piccolissime, possa aiutare a costruire un mattone alla volta il muro della pace di cui questa epoca, questo momento storico ha tanto bisogno. Quindi grazie a coloro che si spendono per questo. Grazie.
Grazie.